La legge sul fine vita in Veneto non passa e i dati politici rilevanti sono almeno due. La maggioranza di centrodestra si è spaccata come mai prima d'ora e il PD è un partito in tilt che non risponde alla segreteria nazionale. Fratelli d'Italia e Forza Italia compatti vanno addosso al presidente della regione, mentre l'intergruppo Liga Veneta Lista Zaia perde pezzi in modo rovinoso. Sono stati respinti i primi due articoli e a quel punto la proposta di legge è stata affossata, ma la conta finale dei voti, 25 favorevoli, 22 contrari, 3 astenuti e 1 assente, dimostra che sarebbe bastata l'uscita dall'aula di Anna Maria Bigon del Partito Democratico perché la legge venisse approvata. Invece la consigliera veronese ultracattolica ha preteso di restare e di premere il pulsante dell'astensione, contribuendo così a non far scattare la maggioranza dei voti +1. Questo nonostante le numerose sollecitazioni ricevute durante il pomeriggio anche dalla segreteria di Elly Schlein. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 17 gennaio 2024, la prima notizia del giorno riguarda il progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito, o meglio l'aiuto medico alla morte volontaria, un progetto di legge di iniziativa popolare affossato da Lega e PD, come scrivono i quotidiani del gruppo NEM. Abbiamo letto le prime righe dell'articolo di Enrico Ferro in apertura sulle pagine proprio della Nuova Venezia, del Mattino di Padova, della Tribuna di Treviso, eccetera. Politica, etica e diritti in Veneto, l'associazione Coscioni, che ha promosso la legge raccogliendo oltre 9.000 firme in Veneto, dichiara: la legge è stata bocciata dal Partito Democratico. La rabbia ovviamente è tanta, visto che si è consumato una sorta di tradimento da parte di quell'area politica di centro-sinistra che per l'associazione Coscioni doveva costituire una sponda naturale. Ma c'è anche il dato appunto politico interno al centrodestra. Alcuni fedelissimi, non pochi, voltano le spalle al presidente della regione Luca Zaia, che ha votato a favore invece di questa legge. L'aveva detto fin dal principio di essere a favore di una regolamentazione del fine vita. Ma vediamo ancora sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, la veronese Anna Maria Bigon con la sua astensione è stata determinante, appunto l'esponente del Partito Democratico. Inutili tentativi della segreteria di Elly Schlein per convincerla a uscire dall'aula, sarebbe bastato questo, non serviva nemmeno il suo voto favorevole. E ancora, Fratelli d'Italia e Forza Italia, fronte comune per sfiduciare, tra virgolette, il presidente Zaia. Esultano i movimenti pro vita che avevano duramente contestato il presidente, lo abbiamo visto nella puntata di ieri anche. Vediamo cosa dice Zaia. Non era un voto politico sulla mia giunta, si tratta di un tema etico, ognuno era libero di scegliere. L'intervista è di Laura Berlinghieri. Il presidente ostenta tranquillità dopo la bocciatura del testo a cui aveva dato appoggio. Non è andata, questa è la democrazia. Per tutto il giorno, racconta la giornalista dei quotidiani del gruppo NEM, Zaia è rimasto da solo con il suo staff nella saletta di fronte all'aula consigliare. A fine giornata ha dichiarato: spero che Roma inizi a occuparsene. Vediamo poi rapidamente gli altri articoli, sempre in primo piano sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Sandonai, Rizzotto, leghisti, Zaiani, astensioni pesanti. Il Carroccio, dicono, ha lasciato libertà di scelta. Eletti nella lista Zaia, dicono che la legge aveva troppe lacune, mancava una previsione di spesa. E poi c'è un altro caso, quello di Gerolimetto, anche lui consigliere della lista Zaia, è uscito dall'aula prima del voto. Il capogruppo Villanova ha tentato fino all'ultimo di convincere i contrari a lasciare il palazzo Ferrofini. Capogruppo leghista ovviamente Villanova, ma niente da fare, soltanto 16 sui 28 consiglieri leghisti hanno votato come Luca Zaia, cioè a favore della legge. Ma torniamo al cortocircuito del PD. Bigon nella bufera, resa dei conti nel Partito Democratico. Montanariello, vicepresidente del gruppo consigliare, dichiara: rimetto la mia delega. I vertici del partito hanno cercato di convincere la consigliera veronese. Lei rimane ferma sulle sue posizioni e dichiara: ho esercitato un mio diritto. Il vice capogruppo, il chioggiotto Montanariello,
Dice: ora mi dimetto, non andava lasciata libertà di coscienza su questo, adesso va aperta una riflessione interna al partito. Passiamo ora alle pagine del Gazzettino, dove naturalmente la notizia in primo piano è sempre la bocciatura del progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita promosso dall'associazione Coscioni in tante regioni d'Italia, il Veneto la prima ad arrivare alla votazione, purtroppo una bocciatura. Fine vita, centrodestra diviso, legge bocciata per un voto. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi, l'articolo è di Alda Vanzan. Veneto a favore 25 consiglieri ma 23 no e 3 astenuti, manca la maggioranza assoluta. In realtà, come abbiamo visto, i no sono stati complessivamente 22 e 3 gli astenuti, un pareggio quindi 25-25, ma il risultato non cambia. Per essere approvata una legge ha bisogno del 50% più 1 dei voti a favore e quindi, mancando la maggioranza, la legge appunto è stata affossata. Lega spaccata, Forza Italia e Fratelli d'Italia contrari, scrive ancora il Gazzettino. Dentro il PD tensione per la decisiva defezione di Bigon. Fuori dal Consiglio manifestazioni dei sostenitori del provvedimento e anche però dei movimenti pro vita e pro famiglia. Il Gazzettino poi spiega i contenuti della norma, in particolare la differenza tra eutanasia e suicidio assistito, o meglio aiuto medico alla morte volontaria, come viene chiamato dall'associazione proponente Luca Coscioni. Ricostruisce poi il Gazzettino la storia dalla sentenza della Corte Costituzionale al testo di legge. Lo ricordiamo, c'è una sentenza, la 242 del 2019 della Corte Costituzionale, che già prevede i casi in cui in Italia è possibile richiedere l'aiuto medico alla morte volontaria o suicidio medicalmente assistito, che è cosa diversa naturalmente dall'eutanasia, cioè si tratta del caso in cui un malato con gravi sofferenze e una malattia irreversibile può chiedere alla struttura sanitaria, al medico, di fornirgli un farmaco letale. La legge regionale bocciata ieri cosa si limitava a fare? Semplicemente fissare tempi certi per le procedure che già sono previste e già tra l'altro in questi anni si sono svolte anche in Veneto, con 6 casi di cui ha parlato ieri proprio il presidente della regione nel suo intervento in aula. Vediamo ancora il Gazzettino, le polemiche dopo il voto, Zaia e la sconfitta. Mi dispiace, è stata data una lettura sbagliata. Il presidente: questa norma non istituiva nulla, stabiliva solo modi e tempi delle risposte ai malati. Se sono deluso è la democrazia, dopodiché i pazienti terminali possono comunque accedere al fine vita, ricorda Zaia. E poi tra i proponenti ovviamente c'è delusione. Cappato dell'associazione Coscioni dice: non è stata colta un'opportunità. Gli oppositori invece continuano a minacciare, dicono: ci ricorderemo di chi ha votato a favore. Il PD invece commenta con una nota: la maggioranza si è dissolta e per quanto riguarda Bigon il suo comportamento è stato poco rispettoso. Montanariello rimette l'incarico di vice capogruppo, abbiamo visto. Tornando nel centrodestra, lo zaiano Villanova dice: ha vinto soltanto la democrazia. Questo appunto sulle pagine del Gazzettino. Vediamo anche la notizia su alcuni quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera, che in primo piano pubblica l'articolo di Martina Zambon: Veneto, bocciata la legge sul fine vita, Fratelli d'Italia, Forza Italia e mezza Lega fermano Zaia. I primi 2 articoli non passano per un voto, stop all'esame del provvedimento. E poi il Fatto Quotidiano: tutti contro tutti, suicidio assistito, non passa la legge per i diritti, Zaia battuto per un voto, destra a pezzi in Veneto. Il leghista era a favore, aveva lasciato libertà di coscienza, spiega Giuseppe Pietrobelli nel punto per il Fatto Quotidiano. E poi chiudiamo questo pezzo di rassegna stampa sui quotidiani nazionali con La Repubblica. Non passa in Veneto la legge sul fine vita, si spacca la destra, decisivo un voto del PD. L'articolo è di Brunella Giovara. E ora voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con altre notizie, 3 brevi flash. Il primo sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi.
Autonomia, primi duelli in Senato, le proteste in piazza, fermatevi. La riforma arriva in aula, bocciate le pregiudiziali del centrosinistra. Calderoli, ministro ai rapporti con le regioni, dice il treno è partito. Vediamo i passaggi riassunti così nell'articolo di Silvia Madiotto. Ieri è iniziato l'iter parlamentare per la riforma sull'autonomia, quasi un anno esatto dopo l'approdo in Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2023. La discussione continua oggi e domani, ma il voto potrebbe slittare fino a martedì prossimo. Ci sono oltre 300 emendamenti. I partiti di opposizione, i comitati e i sindacati sono contrari, dicono questa legge spaccherà l'Italia. Restiamo sul Corriere del Veneto, ma voltiamo pagina e vediamo com'è andato il primo giorno di contributo d'accesso a Venezia, o meglio della sperimentazione del sistema di prenotazioni per appunto il ticket veneziano, che diventerà operativo per la prima volta il prossimo 25 aprile. Ticket all'esordio del portale, oltre 2000 registrazioni. Venezia esempio per le città, disobbedienza civile dei contrari, primi iscritti, pochi turisti e molti veneti. Brugnaro, sindaco di Venezia, parla di un test importante. Qualche intoppo con alcuni browser e piccoli errori di ortografia, l'inglese è da migliorare. Questo è l'articolo di Gloria Bertasi sul Corriere del Veneto. Chiudiamo con una notizia di economia, la troviamo sui quotidiani del gruppo NEM. Chip, Intel chiude al Veneto, nessun progetto in Italia, sfuma la Gigafactory nel Veronese, un investimento da 4,5 miliardi di euro, se ne parlava da mesi, da anni anzi, ma appunto Intel ha abbandonato il progetto. L'amministratore delegato spiega: siamo focalizzati sugli stabilimenti in Germania e Polonia. L'articolo è di Giorgio Barbieri per i quotidiani del gruppo NEM. Lo stabilimento di Vigasio avrebbe garantito anche la creazione di 5.000 posti di lavoro, scrive. Si era speso per questo progetto, raccontandolo come possibile e a tratti quasi probabile il presidente della giunta regionale Luca Zaia. Insomma, in questo periodo a Zaia sembra non andargliene bene una. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.